Dal 1968 la confraternita di Sant'Erasmo realizza il presepe all'interno dell'oratorio, ogni anno con un tema e uno scenario differente. Il titolo di quest'anno è Dio Onnipotente Creatore dell'Universo, reso da un'ambientazione a tema spaziale, con astronauti, navicelle e pianeti. Certamente questo sta a significare appunto un messaggio che secondo me si vuol dare, visto anche quello che è più o meno il messaggio del presepe di quest'anno, cioè Dio creatore dell'universo, e che in un certo senso guarda la Terra da lontano. Noi sappiamo un pianeta che ha tanti problemi, a cominciare dalla tematica ambientale, quindi i cambiamenti climatici, ma anche tutto quello che riguarda le guerre. In questo caso forse Dio da lontano guarda anche questo pianeta, diciamo, sperando con compassione, visto che gli dà tanti problemi già da quando è nato, ecco. Però insomma è un padre misericordioso, quindi in questo caso il messaggio è quello di perdono, di misericordia. Sono una ventina i volontari che hanno lavorato per realizzare il presepe, dalle costruzioni più semplici ai movimenti meccanizzati. Si tratta di una delle diverse attività che la confraternita svolge durante l'anno. Tutte da parte di volontari, con fratelli, con sorelle, le celebrazioni, le varie feste religiose, i vari momenti, quindi la Pasqua, il Natale, come in questo momento, ma anche la Domenica delle Palme, tutta una serie di attività nel corso dell'anno. Pensiamo soltanto anche all'8 di dicembre, la Santissima Immacolata, facciamo la novena dei defunti, che culmina con la festività di Nostra Signora della Pace, diciamo, che viene celebrata qui nel nostro oratorio, fino ad arrivare poi al clou, che è la festa di Sant'Erasmo all'inizio dell'estate, e poi la collaborazione, quindi la confraternita sfila nelle varie processioni del quartiere qua di San Giacomo di Corte. Dopo l'inaugurazione, il 22 dicembre, il presepe rimane allestito ancora per tutto gennaio fino a lunedì 2 febbraio.